con la sfera in testa di cristallo. E qui potere al popolo. E attenzione, avete deciso di votare Lega nonostante ci sia un fracco di gente che vi dà dei fascisti, che dice ma come, non hai rispetto per i poveri, i migranti, cioè ve ne stanno dicendo di tutti i colori, ma voi finalmente avete capito cos'è la Lega. Siamo grandi e saremo in molti, e qui Semivarin, con la sfera in testa di cristallo. E qui potere al popolo. Dai, un saluto da Semivarin, ma subito le linee aperte allo 0266203529, o anche chi ci guarda in radiovisione, su YouTube, su Facebook, potete chattare con me. Ditemi un po' se vi è capitato, come è capitato alla scrittrice che sentiamo tra pochi minuti, di essere lontani anni luce dalla Lega e poi negli ultimi mesi avete detto cacchio, ma la Lega ha ragione, ma Matteo Salvini è un santo, ma io voto la Lega e non me ne fotte niente se prima ho votato 5 Stelle, PD, Forza Italia, io sto con Matteo Salvini, io sto con la Lega. Dai, chiamatemi 0266203529. Attenzione, la cosa più bella è che questo succede, sta accadendo in moltissime zone del centro e del sud Italia. Qui al nord la Lega, lo sapete, la radio che state ascoltando si chiama Radio Padania Libera, è stata la culla di Matteo Salvini e della Lega, ma adesso al centro e al sud milioni e milioni di italiani mai avrebbero pensato di votare Lega. Finalmente è arrivato Matteo Salvini a raccontare per davvero che cos'è la Lega. Beh, hanno scelto di votare Lega. Vogliamo sentire le vostre voci allo 0266203529. Pronto? Ciao Tami, sono Ayman, Padania Libera. Ciao Ayman. Allora, voglio dirti, 5 Stelle molto molto diverso da noi. Abbiamo fatto solo un contratto di governo con loro. Adesso questo, ci vediamo sabato prossimo, stanno a Milano con tanti militanti della Lega. Poi voglio dirti una cosa personale, Sami, una cosa mia. Da ieri Ayman è diventato un consigliere comunale della Lega a Saronno. Sono molto orgoglioso essere leghista, essere consigliere della Lega di Saronno. Molto molto orgoglioso, grazie Lega, grazie Radio Padania Libera, grazie te Sami. Ayman, sono contento come una Pasqua da parte tua, ma soprattutto da parte nostra, perché Ayman, immigrato, arriva da lontano, ma si è perfettamente integrato, ha scelto la cittadinanza italiana, senza avere come molti la doppia cittadinanza, non chiederla neanche, ha scelto di essere italiano perché ama la sua nuova terra e guarda un po', è diventato consigliere comunale della Lega. Ma senti un po' che esempione della miseria. 0266203529. C'è Mirella Caviati che si lamenta che non si sente. Alzi un po' il volume delle cuffie, per favore. No, le mie, che sono anche quelle del tablet. Alza un po' il generale, perché nel tablet il volume è più basso. Comunque lo dico per tutti voi, per sentire meglio le telefonate nella radiovisione di Semivarin, passate sul canale YouTube di Radio Padania o sulla pagina Facebook di Radio Padania, dove l'audio è assolutamente perfetto. Ancora le vostre voci. Pronto? Pronto? Ciao. Chiamo da Torino, sono di Forza Nuova. Quella! Senti, come ha detto Forza Nuova, Bergoglio come Badoglio. Bergoglio come Badoglio. Spiega per gli ignoranti, dai, ce lo devi spiegare. Badoglio era un massimo di un comunista, questo dice sempre di accogliere, come qui a Torino che c'è Nosiglia, che bisogna sempre accogliere qui Nosiglia, dice anche. È vero,
È vero. Accogliere, che ne accolga lui lì in curia? Senti, e dell'elemosiniere che dici? L'elemosiniere non ho parole, guarda. Poi che è andato fuori di testa quello, Ma mi hanno detto che non era neanche la prima volta che andava in giro ad aiutare questa gente, per cui insomma probabilmente ce l'ha proprio, sai come ognuno ha le proprie deviazioni, no? E ci sono gli elemosinieri dei centri sociali. Grazie caro, 0266203529, chi vuole parlare con Sammy Varini in diretta nazionale su RPL lo può fare. C'è Michele Cesi, c'è Gio Gattinoni, c'è Teto, c'è Andrea Bertoni. Prima votavo Lega Nord, ora non esiste più, voto la Lega. Bravo Andrea Bertoni, però non è che non esiste più la Lega Nord, facciamo i puntigliosi, c'è sempre, perché comunque le sezioni della Lega qui del Nord si chiamano ancora Lega Nord, e non è che proprio non esiste, ma che cacchio ce ne frega ragazzi, la Lega è la Lega. Io ho sempre detto voto Lega, che fosse Lega Nord, un tempo c'era anche la Lega Sud, ragazzi, è comunque la Lega. Pietro Somà, Lega Salvini per sempre. E c'è invece Manocchia che dice Rai, Luttazzi chiede 100.000 euro a puntata, ma dico ci siamo bevuti il cervello. Vero, ma Luttazzi adesso non mangia più la cacca come un tempo, è diventato serio ragazzi, mangia le cavallette che sono il nostro e vostro cibo del futuro. Chiamiamo l'ospite, sentiamo ancora una telefonata. Pronto? Pronto Sammy, ciao. Buongiorno. Senti, ascolta, secondo il mio parere, che non vale niente ovviamente, anche il mio, dopo la trovata di quel famoso elemosiniere ci sarà uno strascico spaventoso, in quanto che tutta la gente a cui non garba pagare le bollette non le pagherà, dirà tanto c'è l'elemosiniere, ed è anche giusto che sia così, cioè ha creato un precedente che non va bene, cioè che è diseducativo al massimo. È vero, sono d'accordo, in questi giorni effettivamente si parla soltanto di quello, l'elemosiniere da una parte, ma anche il saloon del libro, che uno dice ma ormai è finito e strafinito il saloon, perché io lo chiamo così saloon, lì praticamente ancora tiravamo fuori la pistola, ho parlato di pistola, Matteo Salvini con la pistola e il mitra, adesso Di Maio dice che sto troppo con Matteo Salvini. Scherzi a parte, le polemiche quest'oggi ancora sui giornali e le importanti trasmissioni TV sono ancora su questo elemosiniere e saloon. Poi chiaro, se ci vogliamo mettere dentro anche gli amici europei che ci dicono che non possiamo più rimandare indietro i clandestini, no, quelli che hanno richiesto la protezione, chiaro, i clandestini, questi ancora non è detto, però magari nelle prossime settimane, però appena uscita la notizia che i cittadini rom sono discriminati nelle assegnazioni delle case, ma che cacchio dice l'Unione Europea che apre una procedura contro la regione Lazio? Proprio lì dove ti mettono i rom come nulla fosse, passano davanti alle graduatorie, ma non è che passano davanti perché non possono, passano perché possono, perché destra e sinistra hanno fatto appositamente delle leggi per cui se vivi in campi nomadi, in roulotte, comunque insomma in queste situazioni molto poco edificanti, nel senso che non c'è proprio niente di edificato, hai maggiori punteggi e quindi puoi effettivamente passare davanti al Sammy Varin che è da 10 anni che aspetta. I cittadini rom sono discriminati. Lo so, mi sto per arrabbiare, ma io non mi arrabbio, resisto e vi passo, signori, unica al mondo, no, come lei ce ne sono tantissime in queste settimane, tantissime persone che mai pensavano di avvicinarsi alla politica, di avvicinarsi a Matteo Salvini, di avvicinarsi alla Lega, ma dopo quello che è successo al saloon di Torino, stanno con Matteo Salvini. Abbiamo in linea l'attrice e scrittrice Erika Camese. Ciao Erika! Ciao a tutti ragazzi, ciao Sammy, ciao a tutta la vostra redazione. Allora, cos'è che è successo nella tua vita? Perché è successo qualche cosa che poi, dire io sto con Salvini, a questa gli è costata non so quanti insulti, sberleffi, prese in giro, perché se stai con Salvini ti prendono in giro e te ne dicono di tutti i colori. Erika, raccontaci cosa è successo.
Bravo, ma in realtà vorrei precisare che io sto con Salvini dalla scorsa estate, quindi non da quando Salvini è un politico ed è entrato nel suo partito Lega. Non me ne fregava niente, non mi piaceva come agiva e come parlava come tutti gli altri politici, perché io lo dico e lo ribadisco ancora, io sono sempre stata apolitica. Non mi piace la politica, non mi sono mai piaciuti i politici e ho trovato sempre aberrante il lavoro dei politici che non svolgevano, perché comunque non aveva portato nessuno dei miglioramenti al paese e all'Italia, a mio parere. La scorsa estate, dopo che c'è stato tutto quel trambusto su quella nave di Ciotti che fu fermata da lui e tutto il resto, ho iniziato, nonostante fossi apolitica, lo ripeto, però non sono stupida e sono sveglia, ho capito che qualcosa stava e poteva cambiare. E quindi ho deciso di seguire e dare fiducia a quest'uomo politico che in tutta la storia, secondo me, la carriera politica, neanche quando ero nato io, non hanno mai fatto nulla. L'anno scorso ho pensato magari qualcosa di bello accadrà in questo paese, esisteranno delle leggi migliori europee che ci tuteleranno finalmente, che ad oggi non c'erano. E quindi niente, sono stato dall'anno scorso, ho fatto un pensiero del genere e poi mi sono ritrovata, non casualmente, ma perché dovevo presentare il mio libro in questi giorni al Salone del Libro di Torino. Ho presentato il mio libro Analisi di vita della Midgard editrice, posso dire questa cosa? E come no, un po' di poesia e un po' di prosa in Aneliti di vita. Ne abbiamo bisogno di aneliti di vita, ragazzi. Esatto, il mio libro parla d'amore, principalmente l'amore che dovrebbero imparare secondo me tutti, i primi coloro che ingiuriano, secondo me persone che neanche conoscono. Quindi parlo d'amore, ma non solo, parlo di tanti sentimenti. Claudio Lippi, che me l'ha presentato il 30 agosto all'Isola del Cinema a Roma con altri miei relatori importanti, ha detto è un turbinio di emozioni, di passione, e quindi non c'è solo l'amore, ma c'è anche la passione, l'erotismo, le invettive, pensieri politici, quello che non va in Italia, è detto in dialetto siculo, in un aforisma che si chiama munnizza. Perché lei abita a Roma, ma è siciliana, eh? Sì, sono siciliana e anche per questo sono stata attaccata, non so per quale motivo, cosa c'entrano i siciliani. Una siciliana che vota Lega, ma non ti vergogni, una siciliana che vota Lega, oh mamma mia, eh? Io non lo so, però so soltanto che appunto per la presentazione del mio libro Analisi di vita al Salone del Libro ho fatto questa cosa bella, emozionante, dopodiché con il direttore del giornale con cui collaboro, Mondo Spettacolo, che tu conosci, Alessandro Punzolo, per il quale scrivo come autrice. Ciao Alex! È inviata sul suo sito. Siamo andati prima ancora alla presentazione di questo libro di questa giornalista Chiara Giannini, che neanche sapevo figurati che avesse scritto questo libro sulla biografia in realtà di Matteo Salvini, da quando Matteo Salvini è piccolo, però, quindi non da solo il personaggio politico. E lì sono venuta a conoscenza di una serie di cose vergognose che mi ha spiegato anche Alessandro, e secondo me è un'ingiustizia, nel senso che ho dimostrato la mia solidarietà a questa giornalista che prima di tutto è un'inviata di guerra, quindi una donna con gli attributi, che ha rischiato la vita secondo me una miriade di volte in Afghanistan, e secondo me è stato un atto proprio di impoverimento della cultura italiana censurare un libro, qualsiasi esso sia. Qualsiasi esso sia, tu l'hai censurato, significa che tu stai negando la libertà di parola e di espressione, che è diritto di tutti. Quindi mi ha trovato discorde questa cosa, ovviamente. Io penso che, forse anche tu, non lo so, ma se non la pensi come me, io rispetto il tuo pensiero, perché non sono come le persone che mi hanno additato, addirittura mi hanno accusato di essere fascista. A me, che io sono per l'antifascismo, sono per la libertà di pensiero, per la libertà in toto, veramente una cosa aberrante. Ti dico, guarda. Capito, signori? Capito? Allora, intanto, siccome siamo in diretta, chi volesse entrare in diretta con noi chiami 0266203529, al telefono con me c'è Erika Camese, attrice e scrittrice. Il suo libro presentato al Salone di Torino, Aneliti di vita, e la Erika è rimasta a bocca aperta appunto a vedere questa censura per il libro di Matteo Salvini in un salone che da sempre invece
che è stato aperto a chiunque, cani e porci, ricordiamo anche Curcio. Ricordiamo che i porci ci sono, ho letto lì, perché cioè, se tu, allora, tu che accusi gli altri di fascismo, a mio parere sei tu il primo fascista, perché sta impedendo ad un autore di presentare il suo libro. Questo per me è un reato, non si può fare, mentre hanno sponsorizzato e pubblicizzato, e si vede, un libro di un terrorista brigatista rosso di nome Cesare Battisti, che è ancora in galera e che quindi noi paghiamo ancora in galera, e questo libro è sponsorizzato al Salone del Libro tranquillamente dalla Mondadori. Cioè, ora qua vi dovete spiegare il perché il libro di un assassino è sponsorizzato al Salone del Libro di Torino dalla Mondadori, e invece il libro di Chiara Giannini è stato censurato. Che poi, voglio dire, è una cosa di per sé brutta la censura, perché non è che siamo nel totalitarismo e nel sistema dittatoriale ancora. Cioè, ma quando mai? Queste cose esistevano nel totalitarismo, la censura, non adesso, nel 2019, ai giorni nostri. E poi io penso personalmente, Sammy, che se tu non vuoi comprare un libro o lo vuoi comprare, sei padronissimo di farlo. Se non vuoi guardare un programma, sei padronissimo di girare. Se non vuoi comprare quella cosa, fine, perché devi fare la censura? Cioè, è proprio una cosa, un atto vergognoso ancora adesso della cultura italiana. Ed è un qualcosa che comunque in molti hanno capito, anche appunto molti di voi che ci state seguendo qui su RPL e che avete ritenuto ingiusta la censura del libro su Matteo Salvini al Salone del Libro, quando appunto c'è passato Curcio, il fondatore delle Brigate Rosse, Adriana Faranda, ma tantissimi terroristi di tutti i tipi, e proprio in quest'ultima edizione c'era anche l'agenzia dei libri degli Emirati Arabi, pensate un po', quindi sembra proprio di essere in un altro mondo. Appena entri nel Salone del Libro, proprio l'agenzia dei libri degli Emirati Arabi, Sharia. Quindi già qua, leggendo Sharia, uno dice: oh cavolo, wow, qui sì che si rispettano i diritti umani, perché la Sharia è la legge dei musulmani, che è al di sopra addirittura della nostra Costituzione. Cioè, se tu chiedi a un musulmano: ma tu rispetti la Sharia o la Costituzione? Lui dice: no, io rispetto la Sharia, che è poi quella legge ignobile per cui se io mi rompo le scatole di mia moglie la posso tranquillamente picchiare, schiaffeggiare, possibilmente non in faccia, perché in faccia rimangono i segni, ma nel resto del corpo gli posso fare quello che voglio, perché io sono il suo padrone. Insomma, cerchiamo un attimo di capirci. Qui nessuno ha detto niente, nessuno ha fiatato, mentre un semplice libro su Matteo Salvini, come ne sono stati scritti tantissimi, ha fatto un casino del genere. Beh, noi tifiamo per Matteo Salvini, per la Lega, ma tifiamo anche per persone come te. Erika Camese, che potete cercare in questo momento su Facebook, ed è un consiglio d'amico, Erika con la K, Camese con un'altra K. Lei è attrice, è scrittrice, spesso e volentieri parli anche su altri canali. Insomma, sei una che si dà molto da fare. L'unico peccato che sei un po' fuori zona a Roma, però io ti invito ufficialmente, se passi da Milano, vienici a trovare qui negli studi di RPL. Hai tolto le parole di bocca, perché anche questo fatto di cui hai parlato adesso dello stand arabo, cioè è proprio l'apoteosi, cioè gli arabi li ospiti al salone, non per cosa, però non censuri un libro di un'italiana e metti lo stand degli arabi. E poi tra l'altro hanno detto che mi sono informata anche hanno parlato anche di un caso, il caso di una signora terrorista, si chiama Manzarani. Certo. Ne ha parlato in un'intervista il sindaco candidato a settimo Antonio Mencobello. Ha detto che addirittura questa terrorista anni fa fu ospitata al Consiglio Comunale di Milano, nel quale fecero la presentazione del suo libro, cioè il libro di una terrorista. Anche questo. Pensate un po'. E quindi io mi sono trovata solidale, ma se l'avessero fatto a chiunque altro mi sarei trovata solidale, perché la censura è una cosa sbagliata di per sé, perché non siamo in dittatura.
E poi un'altra cosa, secondo me c'è tutto un giro, perché stanno facendo tante persone, o chiaramente che non la pensano come me, ma io comunque rispetto gli altri, ma gli altri a quanto pare non rispettano me, non so perché, il mio pensiero. Io credo che ci sia un gioco, perché stanno facendo cadere le colpe sull'editore, Francesco Polacchi, sul fatto che lui da giovane, non lo so, si era dichiarato fascista, insomma, cose sue. Stanno secondo me facendo ricredere tutto sull'editore, quando invece a mio parere viene strumentalizzata la figura del ministro degli interni Matteo Salvini. Cioè, secondo me è proprio un attacco volontario al ministro degli interni Matteo Salvini, e stanno invece perdendo colpi accusando l'editore. Capito qual è il fatto? Perché la gente la gente vuole rimanere in un paese italiano dove non vigono le regole, l'ordine, vuole che ci ammazziamo gli uni con gli altri. Io non lo so, però comunque da quando quest'uomo politico sta facendo delle cose buone, alcuni lo vedono, l'ammettono, altri no. Non so per quale motivo, forse perché non possono più delinquere, non lo so veramente, però ci sono atti così bassi moralmente che dico, ma veramente esistono queste persone? C'è gente che mi addita per una foto profilo con lui e me ne dice di tutti i colori, neanche conoscendomi. Sì, la Erika ha fatto una foto con Matteo Salvini, attenzione, invece in tantissimi ti stanno facendo i complimenti. Gianni scrive: grande Erika, molto coraggiosa, spero che siano tanti come te in tutta la Sicilia e in Italia. C'era pure l'Appendino, la sindaca di Torino col velo nero in testa ad omaggiare l'Islam, ci ricorda Vito. Noi ci salutiamo, Chiara, ma noi Erika, scusami, noi restiamo in contatto, Erika, mi raccomando, perché insomma, se stiamo con Salvini stiamo con la libertà, ecco, forse è la cosa più importante, stare con la libertà, cosa che purtroppo in questo paese è ancora scritta con la L minuscola. Ciao Erika Camese, buon lavoro! Ciao ragazzi! Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna, Mondoflex. voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati completamente sfoderabile a soli 199 €. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli, vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Il punto politico a chiudere la giornata di RPL dalle 19 alle 21. Una garanzia, un uomo, Pierluigi Pellegrin, che avete imparato a conoscere in tanti anni, un uomo che non voleva fare radio, ma che si è trovato a gestire questo spazio con competenza, con cultura, con affidabilità e che è capace ogni sera di portarvi, a parte finale della giornata, voci diverse, voci nuove, cronaca, cultura, approfondimento, politica, insomma tutto ciò di cui si nutre la radio in fascia serale, preserale e per concludere degnamente una giornata. Non mancate l'appuntamento con un rinnovato punto politico. Keep fighting with
Potere al popolo, potere a noi che ci becchiamo dei fascisti solo perché abbiamo deciso di votare Lega questa volta. E domenica 26 di maggio voteremo Lega. E tra poco vi spiegherò anche come votare Lega. Poi chiaro, se volete votare PD o 5 Stelle, siamo in par condicio, esistono anche loro, anzi, l'appello figlio d'Apollo del Semivarine, mi raccomando, votate, qualcuno voti il PD, se no questi si incazzano, ci danno già dei fascisti, dei razzisti, se non li vota più nessuno, diranno ecco, è arrivato davvero il Duce, tutti votano solo Matteo Salvini e noi poveri piddini. E tra poco parleremo del voto del prossimo 26 di maggio nelle regioni, nei comuni e in Europa. Molti di voi mi hanno chiesto ma come cavolo si vota per queste elezioni europee? Tranquilli, oggi ve lo spieghiamo, ma adesso la grandissima figlia del grandissimo padre. Lui si chiama di cognome Ferradini. Prendi una donna, trattala male, sembra quasi di parlare della Sharia e invece non c'entra niente. Sammy Varin, non strumentalizzare ogni volta. Charlotte Ferradini, la figlia di Marco Ferradini, il suo primo singolo ufficiale si intitola Arcobaleno. Perdonami, perdonami, e perdonandomi perdonati. Perdonami, perdonami, e perdonandomi perdonati. Blu.
gliel'ho inviata a Matteo Salvini perché non ho il diretto di Di Maio, altrimenti gliela inviavo anche Di Maio. Salvini e Di Maio devono ascoltare questa canzone, la nuova di Charlotte Ferradini, intitolata Arcobaleno. Ciao Charlotte! Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Oh, ma questo pezzo gira benissimo. Perdonami, perdonati. Hai visto? Hai sentito, anzi, hai sentito. Ma è una figata, cioè, ma è meglio di quello di Azuz Marzouk, lì come si chiamava, come stai, ma quella è una cagata in confronto. Questo è un pezzo della miseria che suona bene, è dolce e soprattutto parla di noi, parla di come sia vero che veramente per una luna storta iniziamo a trattare male la gente, a litigare, e allora ce la prendiamo con questo, con quell'altro, e siccome io sono uno strumentalizzatore nato, giustamente anche sul fronte politico, per cazzate si sta lì a menarla su questo, su quell'altro, eccetera, quando la gente vuole sostanza, quando la gente vuole davvero qualche cosa che migliori la vita quotidiana dei poveri cittadini. Insomma, il tuo pezzo si adatta a qualunque situazione. Ma sì, perché sono dinamiche umane, prima ancora che politiche, sono dinamiche umane, per cui ci racconta, ed è appunto per questo tante volte non ci accorgiamo di questa cosa, è anche per questo che ho scritto Arcobaleno, per far arrivare questo messaggio, no? Magari arriviamo tardi, stanchi la sera a casa e non capiamo perché siamo a disagio, ma magari perché qualcuno ci ha trattato male ingiustamente. Tante volte non ce ne accorgiamo nemmeno, dal tanto che ormai è stata abitudine. Quindi è importante, insomma, mettere secondo me un riflettore su questa dinamica che è umana ma va migliorata. Cioè, avete capito, ragazzi? Voi pensavate che la figlia di Marco Ferradini facesse la solita canzoncina, cuore, amore, gnignero. Avete sbagliato tutto nella vita. Questa è una canzone che entra dentro nella nostra e nella vostra psicologia, la psicologia di tutti i giorni, di noi uomini, di voi donne. Beh, la vostra è già un pochino più complicata, ce ne vorrebbero 10 di canzoni, però... Ma infatti, se posso dire, è stata scritta da una donna questa canzone. Quindi non è un caso. State parlando di noi, ho capito, quindi siamo noi quelli che... No, noi donne abbiamo magari più sensibilità su questi argomenti e quindi li sentiamo maggiormente, per cui ci viene voglia di scriverne magari, ecco, in questo senso, no? Allora, se io adesso apro le telefonate allo 0266203529 tiratemi fuori qualche caso umano di quando tornate a casa dal lavoro e vostra moglie, vostra mamma, vostra figlia inizia a guardarvi male e voi siete sicuri di non aver fatto assolutamente niente. Non ho fatto niente, eppure quella mi guarda male. E io a quel punto adesso mi scarico la canzone di Charlotte Ferradini e gliela pesto in mano. Dico, te, senti Arcobaleno, no? Almeno perdonami, perdonami. Sì, ma no, tra l'altro, ecco, questo è bravo, è cantato la parte, come dire, clou del brano, perché vuole essere anche un messaggio, tra virgolette, di pace, nel senso che tutti abbiamo qualcosa da perdonarci, è bene ricordarlo sempre, secondo me. È vero, ragazzi. E io non posso veramente che rimanere stupito di questo, che poi è ufficialmente il tuo primo vero singolo, è vero? Sì, è vero, è già uscito in realtà un brano che si intitola Marta Rossa, che ho scritto a 4 mani con un grande autore della musica italiana che è Bungaro, con il quale abbiamo vinto il premio Bianca da Ponte nel 2012, lo trovate, però il mio primo singolo come cantautrice dove ho scritto sia musica che testo, perché nel caso di Marta Rosso è mio solo il testo, è questo appunto, Arcobaleno. Tra l'altro ci tengo a dire che è stato pubblicato dalla Onde Sonore Records di Francesco Altobelli, con la coproduzione di Valentino Forte. Sono le persone che hanno creduto in me, quindi è giusto ringraziarle per questo. E naturalmente non tiriamo fuori i problemi di chi ha un cognome importante come il tuo, Ferradini, per cui ti senti perennemente un po' strana, perché sembra quasi che devi dimostrare chissà che cosa. Invece a me sembra che stai dimostrando di aver intrapreso una bellissima strada, la tua, chiaramente avvalendoti, signori, dei consigli di tuo padre che ci ha fatto sognare con canzoni storiche come Teorema, Lupo Solitario DJ, Chiamali Misteri,
numeri della Bella, è la mia vita. preferita. Hai cantato quella giusta. E io me li sono sparati tutti perché ho lavorato a Radio Italia anni 60, per cui erano le canzoni più richieste, lo sono tuttora le più richieste, le più belle, quelle che purtroppo adesso tu giri tra le radio e che cacchio di musica va in radio? Ma ti sei resa conto? Cioè, a parte appunto i vecchi successi, mandano sempre quelli, come se ci fosse un blocco nel computer che... Cioè, Ferradini, ad esempio, devi stare lì ad aspettarlo per settimane prima che diglielo a tuo padre, che non è normale una roba del genere, non è normale. Però i giovani... Che cacchio di musica sta andando in onda? Ma ti rendi conto? Cioè, se non parli male del poliziotto, se non parli di figa, che bello scopare, se non parli di droga, buona droga, buona droga. Ma allora io credo che sia un problema sociale più che poi viene rispecchiato nella musica, come è sempre stato, come dire, in tutte le generazioni, no? La musica rispecchia un po' quello che viviamo. Magari forse i giovani di oggi si sentono un po' persi, con un futuro comunque che è sempre incerto a prescindere dal lavoro che fai, i valori sono un po' persi, ma questa è anche colpa, cioè io non voglio essere, però secondo me i genitori fanno tanto in questo mondo, nel senso che un genitore deve trasmettere dei valori ai propri figli, e questo è fondamentale. Forse le canzoni di oggi, non tutte, però molte parlano di disagio, in effetti, se ci pensiamo, molte canzoni parlano di disagio, sono poche le canzoni felici che senti in radio ultimamente, e devo farci qualche domanda, ecco, assolutamente. Però arcobaleno, come vedi, è un messaggio positivo, no? È questo. Parla di arcobaleno, colori, vita comunque. È questo che mi piacerebbe sentirla un po' nelle grosse e grasse a radio, cioè mi piacerebbe che ci stanno ascoltando parecchi programmatori radiofonici, i miei colleghi storici eccetera, mi piacerebbe che venisse inserita questa arcobaleno di Charlotte Ferradini nelle programmazioni, senza che Charlotte Ferradini paghi, tra virgolette, of course, ma ricordiamolo, Charlotte, che ormai per entrare nelle programmazioni, quelle importanti, e infatti noi di Radio Padania abbiamo un condirettore che si chiama Alessandro Morelli, che sta facendo, è un deputato della Lega, che sta portando avanti una proposta di legge proprio su questo, per fare in modo che la musica indipendente slegata dagli amici di Claudio Baglioni possa essere almeno valutata dalle radio. Io non dico che qualunque artista indipendente bisogna trasmetterlo, ci mancherebbe, siamo mica scemi, si fa una selezione come da tutte le parti, però che almeno ci sia un po' più di spazio per gli artisti indipendenti che non abbiano amici all'interno dell'entourage di Claudio Baglioni, che è solo un esempio stupido di tutti gli altri. Cioè, sarebbe bello che artisti come te fai una bella canzone, ti sente il programmatore musicale di Radio DJ, di RTL, di Radio Dimensione Suono, di Radio Italia sulla musica italiana, dice ma certo, ma la metto in programmazione. Chiaro che loro hanno la loro banda, ci sono giustamente gli artisti prodotti da RTL o da Radio Italia, però è giusto che se un artista merita gli si dia una piccola fetta, che sono quei 3 minuti di una programmazione lunga 24 ore. Che cosa dici? Questo è un problema che insomma esula da Claudio Baglioni, povero, anche lui, che comunque è stato un grandissimo della musica italiana, e ha fatto quello che ha potuto, insomma il festival, penso che sia difficile comunque gestire certo. il festival di Sanremo, a prescindere. Comunque, a parte questo, penso che le radio, un tempo si chiamavano tutte radio libere, erano radio libere perché sceglievano, ascoltavano tutti i dischi che arrivavano e sceglievano quelle che erano le canzoni che piacevano di più. Per esempio, penso che anche Teorema di mio padre sia stata scelta così, nel senso che l'hanno trovata forte e hanno detto mettiamo questa, perché non era tra l'altro il primo brano dell'LP, ma bisogna ascoltare tutto l'album per scoprirla. Oggi forse non sarebbe uscita una canzone del genere, no? Perché nessuno si prende la briga di ascoltare un album e scegliere qual è la canzone più bella. Un tempo le radio facevano così, e quindi sì, era sicuramente un altro mondo, un'altra musica anche, però insomma è importante parlarne, far sapere alle persone che magari i giovani di oggi non sanno com'era il mondo negli anni '80, no? Perché parliamo comunque di gente che è nata nel 2000 e quindi è giusto anche spiegarglielo, perché magari non lo sanno e
e non possono quindi sapere se era meglio prima o meglio adesso. È giusto che se ne parli per questo motivo, ecco. E soprattutto è giusto che ci sia anche libertà, parlavamo prima di una certa censura, libertà. Se un pezzo è bello, perché non trasmetterlo se non paga, e sempre tra virgolette of course. Se un pezzo è bello, anche se l'artista è sconosciuto, ma trasmettiamolo, facciamolo sentire, facciamolo disco della settimana, come si diceva un tempo, perché poi quell'artista magari diventa famoso e io DJ che l'ho lanciato sono contento dicendo: oh ragazzi, ve lo ricordate? Questo l'abbiamo trasmesso per primo su questa radio. Cara mia, non possiamo che essere... E allora farai così anche con Arcobaleno, vero? Ma naturalmente, su questo noi ci chiamiamo RPL, che sta per Radio Padania Libera, e siamo l'ultima radio che si chiama ancora con il termine libera. Un motivo ci sarà: noi trasmettiamo musica indipendente, artisti che sono quasi sconosciuti a livello nazionale ma che meritano. Chiaramente non è il tuo caso, perché già un pochino più conosciuta rispetto ad altri sei e sarai, ma il tifo bisogna farlo per la musica che trasmette buoni sentimenti, ottimismo. Non picchiate il poliziotto, non drogatevi, la droga è buona col cacchio che è buona, non pensate soltanto a fare i soldi, perché altrimenti i bambini, i ragazzini di 8 anni, a furia di sentire queste canzoni, pensano che davvero sia così il mondo, che è bello drogarsi, che è bello spaccare la faccia al poliziotto e che bisogna avere assolutamente una macchina fuori serie. Sì, no? Magari ecco, magari tramite la musica, fare della musica un veicolo per, appunto, per portare dei buoni messaggi non sarebbe male. È minimo. È stato così, insomma, alla fine pensiamo la musica è cultura, quindi cerchiamo di veicolare messaggi che siano di cultura. E noi applaudiamo Charlotte Ferradini. Charlotte, il tuo pezzo Arcobaleno si può scaricare dagli store digitali, dove lo troviamo? Ovunque lo trovate, iTunes, Spotify, Amazon, Team Music, ovunque, sul web lo trovate ovunque. Se volete seguirmi mi trovate Charlotte Ferradini sia su Facebook che Instagram, e poi i prossimi concerti vi aspetto tutti sotto il palco, ovviamente. Ecco, e questa è una cosa importante, signori, perché scoprirete un'artista ancora tutta da scoprire, e poi magari chissà c'è la sorpresa di ritrovare al suo fianco anche il grande papà, anzi salutamelo che mi ha messo mi piace. Mi piace alla cosa su Facebook. Ho fatto un colpo, Marco Ferradini che mi mette mi piace. Grazie Charlotte Ferradini, buon lavoro, ciao. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89 R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89 R 08453 01602 000 000 10 19 71. E brava la nostra Charlotte, Charlotte Ferradini, la figlia del grande Marco Ferradini, e la manderemo in onda perché merita questa canzone davvero positiva. Chiedere scusa ogni tanto, che roba fantastica. Dai, riapriamo le linee 0266203529. Intanto nella chat line della mia diretta Facebook, quella di Sammy Varin, state iniziando a fare, o è là anche Ombretta Marucci ci sarà a Milano questo sabato pomeriggio. Fate delle proposte indecenti, ovvero vendere il libro con l'intervista a Matteo Salvini questo sabato in Piazza Duomo. Ragazzi,
Ma ci volete far arrestare tutti quanti? Ma per chi ci avete preso? Allora, già do la notizia, molti di voi ancora non lo sanno, ci cercheranno, non ci sarà il gazebo di Radio Padania questo sabato 18 maggio a Milano in Piazza Duomo, per motivi, penso io, di ordine pubblico, perché chiaramente ci sarebbe un affollamento mostruoso, immane, di persone che vogliono abbonarsi a Radio Padania. Abbiamo lanciato l'abbonamento con soli 8 euro al mese, diventate abbonati della radio più populista dell'etere e vi spediamo a casa la tesserina. Ma proprio da oggi abbiamo abilitato il nuovo sito internet di Radio Padania e ce la tiriamo moltissimo. Su questo sito potete abbonarvi a Radio Padania. C'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto, buongiorno. Non mi sente, cioè mi sente ma non sa più. Sono io. Eccola qua, buongiorno. No, c'è un altro. Ciao, sei tu? Senti, sono io, c'è un altro signore che Abbassa il volume, sono io quel signore. Abbassa il volume e sentimi dal telefono. Allora, Sammy, Ui, mi senti? certo. Ecco, quanti anni è che ci conosciamo io e te dalla mia voce? Ah, saranno 95 anni ormai. No, a parte guarda. gli scherzi, Ma non non lo so, 75. tanti. 10 anni. 10 anni, facciamo Prima 10. c'era Salvini. È vero. Sono 15 anni. Ed era 20 qui a anni questo che c'era microfono Salvini, proprio, sì. Fammi parlare allora. Io sono diventata leghista perché a combinazione ho sentito Radio Padania e ho sentito Salvini e mi ha dato fiducia. Già ai tempi, quando aveva 26 anni. Adesso ti dico un'altra cosa, non dovete prendervela con me. Io sono sincera e onesta. Ora, questo che avete adesso, direttore, sta mandando Ramengo alla radio. Perché? Perché una volta con Salvini e con voi si poteva al mattino chiacchierare, ogni leghista poteva dire la sua opinione e c'erano tante telefonate. Ora questo signore qui, che ha preso qui in mano, fa solamente interviste ai giornalisti, lui è un giornalista. Ma tu intendi il collega Antonio, sì, ma non è che ha preso in mano, semplicemente ha avuto una trasmissione da parte del direttore Giulio Cainarca, una trasmissione in cui proprio è specializzato nell'intervistare senatori, deputati della Lega e non soltanto, perché siamo una radio che fa parlare la gente, facciamo parlare voi, facciamo parlare anche i senatori e i deputati, ma non per questo non potete intervenire, anzi dovete intervenire lo stesso. Quando c'è un senatore, un deputato in diretta, chiamate 0266203529 e gli fate una domanda. Questo è importantissimo e basilare, ok? Anche nella mia trasmissione abbiamo sempre degli ospiti. Tra 5 minuti avremo Davide Quadri, responsabile esteri della Lega Giovani, e ci parlerà di come votare il prossimo 26 di maggio. Si vota per le elezioni europee, ma anche per le elezioni comunali o regionali. Ci spiegherà tutto quanto. Quindi importante, chiunque ci sia in onda su Radio Padania, le linee sono sempre aperte e da tutta Italia ci potete chiamare, anche da Napoli. A Napoli ci sono io, scrive Chiariello, che salutiamo caramente, con Thomas Mariani, Stefania, Alessandro, Massimo Messia, che mi dice che sono troppo bello con gli occhiali da sole. Lo so, anche qui in Bellerio sta per piovere, altro che occhiali. Ma gli occhiali, questi sono gli occhiali gender di Sammy Varin, e attenzione, ne ho ancora qualche paio qui negli studi di RPL in via Bellerio 41 a Milano. Se li volete come i miei, li dovrete pagare a prezzo pieno, cioè a peso d'oro, perché questo è proprio un abbonamento, almeno un abbonamento triennale a Radio Padania Libera. No, torniamo piuttosto sulla situazione abbonamenti. Vi dicevo, non saremo presenti come gazebo in Piazza Duomo perché ci sono troppe polemiche intorno a Radio Padania, lo sapete, Di Maio e 5 Stelle ci vogliono morti e non vogliamo provocare ulteriori casini, ma abbiamo attivato il nuovo sito internet. Scrivete su Google
radiopadania.org.net, come vi pare. C'è il nuovo sito internet di Radio Padania, facilissimo, semplicissimo, dal quale ascoltare la radio, ma soprattutto dal quale abbonarvi a Radio Padania. Ci si abbona facilmente, ma soprattutto non costa veramente quasi niente. 8 euro al mese è una cifra da barboni, ragazzi, ma anche quelli dei centri sociali lì che gli hanno riaperto la corrente avrebbero potuto pagare 8 euro al mese. Beh, ragazzi, con 8 euro al mese diventate abbonati alla radio più populista dell'etere e ricevete a casa la tesserina di Radio Padania, quella da sventolare davanti al naso dei benpensanti pidini o dei gnucconi pentastellati. Fossi in voi la farei una cosa del genere. Fate un giro sul sito radiopadania.org, magari siete tra i primissimi che si abbonano. Certo, se abitate a Milano, venite qui a Milano in via Bellerio 41, dove c'è la sede della Lega e di Radio Padania, e l'abbonamento ve lo faccio io. Ci fermiamo per qualche istante, poi la grande musica dei New Trolls. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. È bravo Ruspa. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Una volta questo era proprio un gran bel paese e non riesco a capire quello che gli è successo. Ogni domenica dalle ore 8 sulla strada della libertà con Roberto Maggi, Radio Padania Libera. Vi aspetta. Quello che voi rappresentate per loro è la libertà. Parlare di libertà ed essere liberi sono due cose diverse. E ci risiamo, la boldrinata del giorno. Integrazione è uno strumento di sicurezza. Qua non va bene. Noi andare fuori a cercare wifi 2-3 km. Noi mangiare non buono, la nostra colazione, pranzo, cena non buono. Noi stiamo a sacrificare, tanto sacrificio. Integrazione è uno strumento di sicurezza. Italia razzist mafia! Carabinieri prima razzist! Senza dare a queste persone la possibilità di sentirsi parte di una società, noi alimentiamo rabbia. Prima mafia del mondo! Polizia Italia, Carabinieri Italia bastardi. Risentimento, senso di esclusione. Sono puttani. Polizia Italia bastardi. Io mi auguro che il provvedimento sullo Ius Soli sia approvato entro la fine di questa legislatura, perché è giusto, e perché è necessario, e perché rimandarlo sarebbe un torto che normalmente, come tutti i torti, non porta bene. Integrazione è uno strumento di sicurezza. Noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. Noi mangiamo, beviamo, pasta al forno, insalata, Coca-Cola. Le tasse non paghi niente. E l'affitto lo paghi? Mai. Neanche. Bolli, assicurazione. Niente. Tutto gratis. Tutto gratis, Italia, bella Italia. Ma lavori? Ma quale lavoro? Chi ha perso il lavoro deve lavorare io. In pratica solo i fissi lavorano. Allora tu le paghi le tasse in Italia. Bella Italia. Noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. Senza dare a queste persone la possibilità di sentirsi parte di una società, noi alimentiamo rabbia, risentimento, senso di
Perché? Perché non sempre uno riesce a seguire e ci sono sempre quelli che mi chiedono: ma come si vota alle prossime elezioni? Si vota domenica 26 maggio, ricordatelo, ma in molte zone si vota per il comune, in molte zone e si vota anche per la regione, in molte zone e si vota per 3 cose, anche per le elezioni europee e soprattutto chi sostenere. Ci sono tantissimi candidati nelle varie circoscrizioni e chiaramente vi dovete interessare a quale circoscrizione appartenete prima di tutto, ma poi ci sono tante piccole cosettine che bisogna sapere per dare il massimo, perché quella volta che si vota bisogna cercare davvero di fare un voto fatto bene, meditato. Chiaro che uno dice: ma sì, metto la X Lega, magari scrivo Salvini e di andare, ma perché non aiutare anche i tuoi candidati territoriali, quelli della tua zona? Punto di domanda. Fatemi parlare con il responsabile esteri della Lega Giovani, Davide Quadri. Ciao Davide! Ciao a tutti, ciao Sammy. E allora, prima di tutto la domanda di rito, responsabile giovani, Lega Giovani per gli esteri, e che aria tira, che aria si respira. Io l'ho detto ai nostri ascoltatori: ragazzi, non guardate la tele, non leggete i giornali ancora per 15 giorni, perché in questo momento sta saltando fuori di tutto di più, si fanno delle dichiarazioni pazzesche, vi fate il sangue amaro. Ma tu che frequenti tanti giovani e anche i candidati della Lega, che cosa senti, cosa percepisci per le prossime elezioni? L'aria è buonissima, c'è un interesse per la Lega a livelli altissimi. Io questa sera sarò a Berlino per i prossimi 2 giorni con i ragazzi di Alternativa per la Germania e diciamo che come Lega siamo veramente il punto di riferimento e possiamo fare la storia. E questa è la sensazione, riuscire a fare la storia, ma soprattutto davvero riuscire a scardinare questa Unione Europea. Chiaro che non pensate che il giorno dopo le elezioni c'è una nuova Unione Europea, e ci vogliono mesi prima che la Commissione Europea l'avremo nuova, eccetera. Però, intanto sentiamo le vostre voci allo 0266203529, perché i nostri ascoltatori danno sempre delle buone idee alla Lega e al capitano. Sentiamole, pronto? Sono la Giulia da Bologna. Ciao Giulia! Ciao a tutti. No, chiedevo adesso alla regia, volevo parlare in diretta proprio per una cosa che tempo fa io la sentii per televisione, perché io vi sento per televisione, è solo una televisione in cucina e io tra poco ci dormo anche. Morale della favola, c'erano dei ragazzi di colore che li avevano messi dentro una villa megalattica con tanto di piscina. Ci sono ancora questi qua? Perché io non so neanche come è fatta una piscina. Carissima, ti mando un abbraccio. 4 anni. Ti mando un abbraccio e certamente con Matteo Salvini le cose sono cambiate perché si sono abbassati i soldini che si danno a queste onlus che trattengono positivamente gli immigrati e cercando di pensare certamente alla loro accoglienza, a un posto decente, a un pasto decente, ma dando meno importanza a quelle che sono le cose d'accessorio, come i famosi corsi per imparare a sciare o altre cosettine, insomma, che ci sembravano, se uno lo vuol fare il corso di sci se lo paga, ma ci mancherebbe altro, o trova un amico che glielo paghi, ma perché dobbiamo essere noi italiani a pagare? 0266203529, chi vuole parlare insieme a Sammy Varini in questo momento in diretta con il responsabile esteri Lega Giovani Davide Quadri lo può fare. C'è ancora una chiamata, pronto? Pronto? Sì. Ciao, ti sento. Sono Marco da Mantova. Ciao Marco. Allora, è questo quello che mi preoccupa, il fatto, cioè il lasso di tempo, la finestra che dal 26 maggio porterà all'effettivo cambiamento, perché la Commissione Europea non cade il 27 maggio, ma cade penso dopo 6 mesi, comunque in autunno. E mi rimane nelle orecchie una frase che avrebbe detto Juncker: non pensate di cambiare le cose con il voto. Questa frase è sibillina ma è altrettanto terrificante, perché loro avranno il tempo probabilmente per cambiare delle regole, spero di sbagliarmi,
Comunque noi dobbiamo stare vigili e dobbiamo naturalmente non far passare, per quanto possibile, sotto questa cosa, non farla passare, cioè i media la devono divulgare, perché altrimenti ragazzi siamo fottuti. Comunque speriamo in bene. Ciao a tutti e votiamo giusto. Grazie caro, e purtroppo è così perché stanno avvelenando i pozzi, già la legge di ieri per cui non si possono più rimpatriare gli immigrati che compiono reati, anche quelli richiedenti asilo, ma siamo matti, cioè uno dice no, io gay, perseguitato nel mio paese e questo anche se ha violentato mia figlia ce lo teniamo, ma siamo impazziti. Ma poi adesso è uscita, signori, l'Unione Europea ha aperto una procedura contro la Regione Lazio perché i cittadini rom sono discriminati nelle assegnazioni delle case, ragazzi, altro che avvelenare i pozzi, questi ci vogliono far fuori quando lo sanno cani e porci che da sempre gli amici rom, quelli che non rubano of course, hanno dei punti in più per entrare in graduatoria proprio perché arrivano da questi cacchio di campi rom che solo noi italiani manteniamo. Pirla! Poi c'è la notizia appena uscita che ve la do giustamente per farvi capire cosa sta succedendo. Finanziamento illecito, indagata la candidata forzista Lara Comi. Con lei il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti, sospetti su una fattura da 31.000 euro per un testo scaricabile dal web. Ci si sta appendendo a cose strane, ricordiamo anche Fontana, il presidente di Regione Lombardia, indagato per una cosa che una scoreggia nello spazio è più potente, però va bene, è giusto, ricordiamo quando uno è indagato non vuol dire che è colpevole e giustamente si è obbligati a fare le indagini. Diamo la parola a Davide Quadri. Davide, come vedi i nostri ascoltatori sono belli tosti, ma soprattutto per le prossime europee davvero c'è la sensazione che stiano avvelenando i pozzi. Ed è dura anche per i candidati. Chiaramente facciamo gli auguri a Lara Comi, ma anche ai nostri, anche per i nostri è durissima avventurarsi in queste situazioni dove manca un nulla che immediatamente sei sotto indagine. Ma infatti è fondamentale anche rispetto alla chiamata di poco fa avere dei validissimi europarlamentari che siano vigili in questo periodo che dopo le elezioni europee ci sarà di passaggio con la nuova commissione, perché più hai parlamentari validi che possono vigilare e controllare di quello che accade al Parlamento europeo, più hai anche il controllo di quello che succede in Europa e nella Commissione europea. Chiaro. Senti, rispetto alla scorsa volta, quando la Lega ha avuto pochissimi parlamentari europei, che cosa prevedi? Quanti parlamentari potremmo portare in Europa? Le proiezioni vanno dai 25 ai 27, stando ai sondaggi, che vuol dire tra i 20 e i 22 in più rispetto all'ultimo giro. È una roba storica. Noi potremmo essere il secondo partito al Parlamento europeo dopo il partito di Angela Merkel e forse potremmo anche essere prima del partito di Angela Merkel se i bavaresi non faranno nel gruppo insieme, quindi sarà una cosa importantissima e storica. Capite che veramente è una chiave di volta per la prossima Unione Europea e poi anche i voti. Ecco, tra poco ti chiederò come si vota per queste elezioni europee. Ricordiamo che si possono esprimere, se ne avete voglia, fino a 3 preferenze e magari anche, perdonami, su chi votare. Ci sono i nomi più famosi tra i candidati della Lega, cioè mi viene in mente Ciocca, uno a caso, perché è simpatico, ma soprattutto perché lo abbiamo molto spesso qui a Radio Padania, così come Oscar Lancini, ragazzi, lo ospitiamo settimanalmente sulle nostre frequenze, ma ce ne sono moltissimi di meno conosciuti, magari a livello mediatico, perché non vanno tanto in televisione o in radio, perché magari lavorano o hanno qualche altro lavoro istituzionale da compiere, e magari adesso ci fai qualche esempio. Sentiamo ancora 2 telefonate, 0266203529. Pronto? Pronto? Ciao. Sì, ciao, sono Massimiliano. Oi. Ascolta, noi dalla Lega dovremmo pubblicizzare in continuazione le ultime decisioni che hanno preso quelli lì li chiamo quelli lì di Strasburgo, di Bruxelles, cioè che non si possono più espellere persone che in Italia
hanno fatto reati, hanno ucciso, hanno stuprato, perché uno ti dice ma se io torno al mio paese mi uccidono, ti uccidono perché là c'è la pena di morte, tu avrai già fatto dei reati là e hai paura a tornare. Noi dobbiamo continuamente pubblicizzare questa cosa qua, perché la gente non lo sa. Io prima ero al bar, non lo sapevano, perché con queste decisioni che stanno prendendo, no, è il mostro che ti dà i colpi di coda perché sa che deve morire. E noi dobbiamo pubblicizzarlo. Ti saluto. Grazie, ancora una chiamata, parlate con noi senza filtri né censura, 0266203529, poi tramite chat in radiovisione c'è Roberto che chiede quando arriveranno le schede per votare agli italiani residenti all'estero. Ma sentiamo ancora un ascoltatore, pronto? Pronto Sammy, buongiorno, sono Anna. Ciao Anna. Ciao Sammy, ascolta, il signore che mi ha preceduto praticamente ha detto le cose che volevo dire io. Ma potrei soltanto aggiungere che essendo nel nord-ovest avrò la fortuna e il privilegio di poter votare per Marco Zanni e faccio un in bocca al lupo a tutti gli altri. Porteremo finalmente col professor Rinaldi e tutti questi nuovi persone, porteremo veramente, credo, una sostanza al Parlamento europeo, perché finché si andava a Pittella, ragazzi, cosa potevamo sperare? Buona giornata. Grazie anche Zanni, grandissimo, proveniente dai 5 Stelle, ma adesso più leghista di me. C'è ancora una chiamata, pronto? Pronto, ciao Sammy. Ciao. Buongiorno a voi due. Allora, io volevo mettervi in guardia da Zingaretti, perché da quando è diventato segretario e da quando sono passati all'opposizione non fanno altro che vomitare veleno e mettere sempre in cattiva luce Salvini. Allora Zingaretti dice sempre che Salvini semina odio, che in Europa si allea con i nazisti. Allora ricordate a Zingaretti, chi va in televisione della Lega, che loro sono gli amici fraterni dei centri sociali. Da quando ci sono loro all'opposizione ho sempre visto le piazze in movimento, tanta violenza dai centri sociali e tante sedi aggredite della Lega. Quindi qui c'è la mano del PD. State attenti e rispondete a dovere a questo uomo che ha la zucca vuota. Vi saluto, buona giornata. Grazie, prendiamo le ultime 2 chiamate e poi facciamo rispondere a Davide Quadri. Pronto? Ciao Sammy, Nicola dalla Franciacorta. Quella Nicola. Quella, buon brindisi a tutti. Evviva. Ascolta, io aggiungerei la Zambelli Stefania per le europee nella zona nord-est, quindi Lombardia, Veneto. È una ragazza in gamba, è stata vice sindaco di Salò, quindi visto che c'è la par condicio, un po' di uomini, un po' di donne, mettiamoci anche la Stefania. Brava, bravissimo, ottimissima idea. Per un maschietto c'hai qualche pensiero, qualcosa che ti prende particolarmente? Guarda, sinceramente conosco benissimo sia Ciocca che Oscar Lancini che hai nominato prima, quindi ci siamo questi sono Poi davvero i più grandi, soprattutto diciamolo anche quelli con esperienza, in questo caso quelli che in Europa già c'erano. C'è è caduta l'ultima telefonata. Allora Davide Quadri, dici tu, visto che anche poi come diceva il nostro ascoltatore c'è la situazione quote rosa, per cui se volete esprimere 3 preferenze ce ne deve essere una femminile, giusto Davide? Sì, assolutamente sì. L'ordine è indifferente. I cittadini all'estero possono poter votare anche per le elezioni europee spettanti all'Italia se non hanno scelto di votare per le elezioni europee per i seggi che riguardano un altro paese, perché i cittadini comunitari possono votare all'interno dell'Unione Europea come per le amministrative, differentemente dalle politiche ad esempio. E per quanto riguarda i candidati, nel nostro territorio, nella nostra provincia, c'è una ragazza che è molto valida, che rappresenta anche la giovanile, che è Isabella Cavalieri, vice sindaco di Busto, con la quale ho condiviso personalmente io come coordinatore provinciale di Varese anche anni di militanza assieme. Poi sono numerosi i candidati validi al Parlamento europeo. Appunto c'è stato prima già Marco Zanni, che è responsabile esteri per i senior, c'è anche Marco Campomenosi dalla Liguria, che
ho lavorato per la Lega al Parlamento Europeo, cioè gli uscenti, ci sono sindaci, ex sindaci, cioè una squadra fortissima. Ecco, c'è un sito dove si trovano effettivamente tutti questi candidati. Certamente il giorno delle elezioni, già qualche giorno prima, fuori da dove andrete a votare, la vostra scuola di riferimento, saranno pubblicati tutti quanti i candidati a livello europeo, e se votate anche per il comune o la regione a livello locale. Ma c'è un sito dove trovarli tutti quanti? Legaonline.it, se non sbaglio, adesso lo tengo davanti a voi, vediamo se conferma. Sì, Lega Online, tutto scritto attaccato.it, c'è anche l'elenco dei candidati al Parlamento Europeo. Divisi per circoscrizioni, così non si fa confusione di scrivere nomi in circoscrizioni che non sono le sue. Certo, importantissimo, appunto, perché c'è quella est, c'è quella ovest, c'è quella centro, ci sono le isole, insomma bisogna effettivamente guardare. Poi insomma, se un po' che vivete nella vostra città sapete a quale circoscrizione appartenete. Davide, per il momento ti ringrazio, ti saluto, un grande abbraccio a te e ai giovani della Lega. Ci vediamo sabato pomeriggio a Milano, in battaglia. Sicuramente, in battaglia. Ciao. Ciao a Davide Quadri, responsabile esteri della Lega Giovani, e qui spezzo anche una lancia per tutti voi giovani, ma ci metto anche le virgolette, perché giovani lo siamo anche noi, che non siamo più ventenni, ma siamo giovani. Poi ci sono gli anziani, che sono quelli di 80-90 anni, so che siete in moltissimi a seguirci, che però quando ci venite a trovare ci date delle pacche sulle spalle, che cazzolina, dice, meno male che sei anziano, e che ci date un imprinting, ci date un esempio bellissimo e fortissimo. Ma la lancia questa volta la spezzo per tutti i giovani che stanno ascoltando in questo momento RPL, che ci seguono sul canale 740 della televisione, che hanno scaricato l'applicazione di Radio Padania sul cellulare, o che magari si sono ritrovati per caso su Radio Padania perché hanno comprato la macchina nuova, e in tutte le auto nuove c'è l'autoradio DAB, e noi siamo ormai da anni nella banda DAB. C'è l'FM, c'è la M e c'è la banda DAB. La banda DAB è una banda digitale, come le televisioni, che ultimamente abbiamo dovuto comprare negli ultimi anni il televisore digitale o lo scatolotto, eccetera. Adesso anche la radio è digitale, e Radio Padania nella banda DAB si sente in tutta Italia, anche nelle grandi città come Milano, dove prima in FM avevamo un segnale che faceva ridere perché siamo poveri con le pezzi al culo. Con la banda DAB a Milano non si perde mai Radio Padania. Quindi il consiglio, Di Maio permettendo, è di acquistare una radio DAB in tutti i negozi di elettrodomestici, oppure controllare se avete comprato la macchina nuova, perché avrete sicuramente la radiolina DAB. E qui naturalmente la lancia spezzata per tutti i giovani che si stanno avvicinando alla Lega, Matteo Salvini per la prima volta. Avete visto l'entusiasmo nelle piazze di tutta Italia. Lo so che c'è il proverbio piazze piene, urne vuote, ma vale soltanto per certe zone del sud, dove ci sono ancora determinate logiche per cui vai a votare quello che ti promette qualcosa che effettivamente ti interessa. Non si chiama voto di scambio, ma si chiama votare 5 Stelle perché ti hanno dato il reddito di cittadinanza. La Lega purtroppo non è capace di promettere delle robe che poi non può mantenere. Il reddito di cittadinanza, lo sentite, arriverà a pochissimi e sarà una cosa momentanea. Chi vota la Lega investe un voto per il futuro proprio e dei propri figli. E qua mi fermo, ma tra poco ancora i New Trolls. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati completamente sfoderabile a soli €199.
Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Allora tu le paghi le tasse in Italia? Io mai, noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. Noi mangiamo, beviamo, pasta al forno, insalata, Coca-Cola. Le tasse non paghi Mai. niente? E l'affitto lo paghi? Mai. Neanche? Bolli, assicurazione? Niente. Tutto gratis? Tutto gratis, Italia, bella Italia. Ma lavori? Ma quale lavoro? Chi ha perso il lavoro devo lavorare io. In pratica solo i fessi lavorano. Allora tu le paghi le tasse in Italia? Bella Italia. Noi non paghiamo tasse, bella Italia, tutto gratis. È un po' rimaniamo male, signori, non ce ne frega niente, però non è della Lega, è cosa non dovrebbe
bravi e bravi. Loro sono i New Trolls, o meglio gli Off New Trolls, adesso si chiamano così nella nuova formazione che sta girando l'Italia in tournée. Se siete anche voi un po' grandicelli, avete più di 40 anni, non potete non ricordare pezzi come questo, Quella carezza della sera. Vi consiglio di andare a cercare su Facebook Gianni Belleno, storico batterista dei New Trolls e amico di RPL, ma in generale di sbirciare quelle che sono le prossime date per la primavera-estate di questa bellissima tournée degli Off New Trolls. Certamente se li andate a vedere dal vivo li salutate da parte di Sammy Varin, visto che siamo i primi che abbiamo lanciato la nuova canzone Porte Aperte, quella un po' troppo populista e quindi non l'hanno lasciata andare a Sanremo, ma magari l'anno prossimo, chissà. Riapriamo le linee allo 0266203529, l'ultima che si è sintonizzata in radiovisione è Manuela Volpe con Gian Alberico De Vecchi e Bruno Tassi. La domandona di quest'oggi è proprio quella che trovate sulla pagina Facebook di Sammy Varin. Quanti di voi mai avreste pensato di votare Lega e adesso invece puntini puntini? Domandona che rivolgo a voi che ci seguite dal nord, ma un po' da tutta Italia, perché questo effetto Salvini, che adesso cercano di sputtanare in ogni modo, con i falsi selfie, con gli striscioni, cioè ci stanno veramente, ce ne stanno provando in ogni modo contro Salvini, Lega nazista, lo scoop della nuova Repubblica, scrive quest'oggi Daniele Capezzone sulla Verità, e c'è il grande Pagani che ha lanciato una campagna: se veramente vi sta sul beep il quotidiano Repubblica, telefonategli, ditelo, basta con questo scoop che la Lega è nazista. Pagani mi ha dato anche il numero di telefono della redazione di Repubblica, se avete una penna ve lo do: 06 49 821 06 49 821. Chiaramente Pagani ti blobberanno di nuovo alla zanzara, perché con un gesto del genere, Pagani che telefona alla redazione di Repubblica, ma d'altronde è così, da Bossi al capitano, ecco il piano nazista per infiltrare la Lega. Avete colto bene, nazista, e lo scrive ancora adesso il sito di Repubblica. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrabbiarci? No, abbiamo sentito bene la canzone di Charlotte Ferradini, Le 2:30 Arcobaleno, che dice invece che bisogna perdonare, non arrabbiarci, soprattutto, ripeto, in queste ultime settimane, perché stanno volando gli stracci all'interno della politica e soprattutto tra i 5 Stelle e la Lega. I 5 Stelle sono disperati perché continuano a perdere voti, perché hanno capito che la Lega sarà il primo partito alle prossime elezioni di domenica 26 di maggio e certamente hanno cambiato politica rispetto a prima. E certo, prima stavano zitti e buoni, cercavano anche un po' di imparare, perché molti di loro non erano mai stati neppure in Parlamento. Adesso ingranano la sesta dicendo peste e corna su qualunque cosa la Lega dica, anche quelle cose su cui un anno fa erano d'accordo. Siamo felici, perdoniamo e perché no, facciamoci un giro in Umbria, forse la regione più bella d'Italia, dove anche lì si va a votare, e allora ci fa un panorama la militante Alessandra Valentini. Ciao Alessandra! Ciao Sammy, ciao a tutti. E allora, che aria si respira in Umbria, a Bastia Umbra in particolare, ma anche sul fronte europeo? Vedi un po' tu da dove vuoi partire, io ti ascolto. Ma guarda, in Umbria c'è un clima molto teso, perché ci sono 63 comuni al voto. Cavolo. E dunque è una bella lotta. Ci sono 8 comuni sopra 15.000 abitanti e la Lega è impegnatissima sia in questi che anche dove ci sono le liste civiche che
contengono tanti leghisti, dunque siamo tutti impegnati, eventi tutti i giorni, ci si aiuta tutti, ma ognuno diciamo ha il suo da fare nel territorio. A Bastia abbiamo una candidata sindaco leghista di una lega che va da sola insieme a due liste civiche, e dunque ti lascio immaginare il clima tra i 5 Stelle, il PD, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Insomma, è proprio una lotta, guarda. È una lotta dove però si respira bene a pieni polmoni, perché si sa che qualche cosa di importante sta cambiando. Ripeto a te la domanda che ho messo sulla mia pagina di Facebook: quanta gente mai avrebbe pensato di votare Lega, e adesso invece questa volta il 26 di maggio voterà Lega. Immagino che anche tu ne hai incontrati, Sì, considera che la prima volta che la Lega si presenta alle elezioni è Bastia Umbra. Prima non c'eravamo e adesso si è costruito in quest'ultimo anno e mezzo un bel gruppo, e dunque prima, ai primi tempi ci ridevano, prima dove andate, ma voi della Lega non contate niente, ci ridevano in faccia. Invece adesso a differenza dei primi tempi che facevamo i gazebo, i banchetti e non si avvicinava tanta gente, in questo ultimo anno ci vengono a cercare loro, le persone ci si avvicinano e poi ci dicono dove devo firmare, c'è qualcosa da firmare per Matteo Salvini? E poi vedi che le donnine, le signore che danno il bacio con la mano a Matteo Salvini e dicono tutti pensaci tu per noi. Dunque è una grande soddisfazione, c'è tanta vicinanza con la gente sia a Bastia Umbra che in tutti gli altri territori. Noi poi abbiamo anche 2 candidati per il Parlamento europeo, dunque tra tutti questi candidati sindaci della Lega, sia dove andiamo da soli a Bastia e sia dove c'è la coalizione, abbiamo molti candidati, tutte persone in gambissima, tutti bravi, la gente è cambiata l'aria, come dici tu, tantissimi ci dicono io non l'ho votata la Lega, però adesso la voto, perché è l'unica soluzione, l'unica alternativa, perché dove si girano è tutto un disastro. Avrai avuto notizie degli ultimi scandali del PD in Umbria, no? Sulla sanità. Certo. Come ha reagito la gente? Lo immaginava che sarebbe accaduto una cosa del genere sul fronte sanità in Umbria? Ma guarda, questo non so darti una risposta precisa, perché in realtà lo sapevamo tutti da sempre che se non hai la tessera del PD in Umbria non lavori, e dunque era chiaro che solo i raccomandati trovavano il lavoro, però nessuno aveva mai il coraggio di mandare avanti indagini. E invece adesso all'improvviso, da un anno a questa parte, guarda caso, la Guardia di Finanza, le indagini, è venuto fuori quello che è venuto fuori. Finalmente tutte le denunce che erano nascoste dentro i cassetti di gente preparata che ai concorsi si doveva superare dai tesserati e dagli amici degli amici, insomma tutte queste denunce insabbiate adesso sono venute fuori. Era ora. Era ora, certamente bisogna davvero tornare a pensare ai cittadini, ad aiutare i cittadini e non soltanto fare prebende per i soliti fortunati che certamente finora erano considerati fortunati perché vicini a una certa parte politica che aveva messo radici negli anni, nei decenni, garantendo delle cose che effettivamente a quanto pare interessavano. Adesso è finita, adesso cerchiamo di aiutare tutti i cittadini, puoi essere di destra, di sinistra, votare Lega, votare PD, cerchiamo di aiutare la povera gente senza bisogno di fare giri strani, senza che tu trovi lavoro solo perché sei amico di questo o hai la tessera di quell'altro. Ci proviamo, è la volta buona, sì, è la volta buona con la Lega e con Matteo Salvini. Anche sul fronte europeo mi dicevi che ci sono dei candidati che riguardano anche l'Umbria per l'elezione europea. Se ce li hai sotto mano me li puoi nominare così li ricordiamo, perché effettivamente la gente è curiosa e non ha ancora informazione su questo fronte.
Sì, infatti hai ragione, sui comuni dove non si va al voto per le amministrative molti non hanno capito che dovranno comunque votare per le europee e dunque nella mia regione ci sono 2 candidati, un uomo e una donna, Stefano Pastorelli che è addirittura il segretario del mio comprensorio, a cui faccio tanti in bocca al lupo, e Francesca Peccucci che è una consigliere comunale a Todi, una bravissima ragazza, dunque Salvini, Pastorelli, Peccucci naturalmente, e a Bastia mi raccomando tutti i bastiali in ascolto devono votare per la Lega e Katia degli Esposti. Che abbiamo sentito l'altro mese, Katia degli Esposti, che salutiamo caramente, così come salutiamo davvero tutti i candidati Lega in Italia che siano semplicemente aspiranti a far parte del Consiglio Comunale, che invece si candidano addirittura a fare il sindaco, una cosa importantissima che non vuole più fare nessuno, diciamolo, in certe zone d'Italia è durissima essere sindaco, e quando prendi un lavoro del genere davvero lo devi fare 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. È la tua città, sei la prima o il primo cittadino, è un onore ma anche un onere fortissimo e non ricambiato dall'emolumento, perché lo stipendio medio di un sindaco è veramente poco più che una mancia, quindi dobbiamo veramente applaudire a chi si butta in politica mettendoci la faccia della Lega, certamente, perché questa è la radio vicina a Matteo Salvini, ma di tutti gli schieramenti che democraticamente decidono di scendere in campo e metterci la faccia, perché comunque quando decidi di schierarti in qualche modo sei sempre coinvolto, sei sempre amato ma anche odiato. Purtroppo il nostro è un paese fatto così. Alessandra Valentini, volevi aggiungere qualche cosa? Sì, a parte fare, ve l'ho detto, in bocca al lupo ai nostri candidati per le europee e alla mia candidata a sindaco Katia, volevo fare in bocca al lupo anche agli altri candidati sindaci della Lega in Umbria, che sono Francesca Mele, candidata a Marsciano, Stefano Zettarini che è candidato a Foligno, anche quella lì una roccaforte importante da conquistare, e anche Lorenzo Sensi a Stello. Spero che ce la facciano tutti perché se lo meritano e sono veramente bravissimi, porteranno il nome della Lega avanti. Minimo, nella regione più bella d'Italia, la regione Umbria, che ormai è sempre meno rossa, si sta scolorendo giorno dopo giorno. Alessandra, ti aspettiamo questo sabato in centro Milano, siamo in Piazza Duomo già dal primo pomeriggio per la grande manifestazione della Lega con Matteo Salvini e tanti popoli europei, ci sarà la Le Pen, ci saranno vari movimenti, sarà veramente una grande festa e da duri e puri noi la festa la facciamo con qualunque tempo, che ci sia sole o che tiri vento, sai che ci frega. Grazie Alessandra! Sì, ma non mancheremo assolutamente, l'Umbria è sempre presente. Grazie, salutami tutti, a presto! Sì, un abbraccio, ciao a tutti. Ciao Alessandra Valentini, signori dall'Umbria. Ciao Sammy, ci sono qui con me i vecchietti che chiedono se possono votare solo il simbolo, spiegaglielo tu, ci scrive Giuseppe. Ma certo, cari vecchietti, e mica solo i vecchietti, perché sono tanti giovani che poi alla fine fanno solo le stupidate e il voto magari viene tolto dalla pigna dei voti. No, si può semplicemente fare il segno, la X famosa sul simbolo della Lega. Se proprio non vi scrive la matita, che fate fatica, che avete la mano che vi fa male, mettete solo la X. Chiaro che se avete un minimo di forza, di voglia, di volontà, io ci scriverei Salvini, ecco, almeno nell'apposito spazio. Certamente ci sono 3 righe, parliamo delle elezioni europee, Salvini. Se poi per una fatica pazzesca vorreste mettere un altro cognome, ma lo potete mettere, certamente deve essere un candidato. Salvini è candidato ovunque, quindi che siate in Sardegna, che siate a Torino, potete votare Salvini. Se volete mettere un altro cognome dovete controllare prima di entrare nella gabina elettorale e che sia il candidato della vostra circoscrizione. Cosa c'è da dire? C'è Maurizio che sta dicendo qualcosa, tira sul microfono, cosa c'è da dire? Donna,
donna, se dico donna dico danno, però se non voti la donna è un casino. Allora io sì voterei una donna alla seconda posizione, perché altrimenti ci arrabbiamo, ma poi in terza un altro uomo. Sì, allora Salvini come primo nome, poi una donna e poi un altro uomo. Ma le quote gender non ci sono? Cioè, se uno è gay, ad esempio, viene messo tra le donne o tra gli uomini? Chiedo a Roberto Colombo, che naturalmente non mi sa rispondere, su questo. E se uno è trans, che è un po' uomo, un po' donna, bisogna spostarlo continuamente dalle posizioni. Ma no, prende il voto comunque. No, come prende il voto? Certo, i trans sono sempre validi, come il jolly a carte. Certo. Ma che cacchio, dai, ma per favore, ne parliamo venerdì nel pomeriggio gender. Allora, uomo, donna, uomo, così si vota alle elezioni europee. Chiudiamo con Ingrid Bisa, deputato sulla riforma del divorzio, perché c'è anche quello, non lo sapevate. New Rant, a domani. Qui Parlamento. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Bisa. Prego. Grazie Presidente, Sottosegretario Morrone, onorevoli colleghe, colleghi. Siamo in aula oggi per votare la proposta di legge relativa alla modifica all'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, numero 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. La riforma della legge sull'assegno di divorzio è finalizzata ad adeguare l'ordinamento ai tempi attuali. Si è reso necessario adeguare i criteri per stabilire l'entità dell'assegno di mantenimento in modo da superare definitivamente il parametro del tenore di vita tenuto durante il matrimonio. Il testo di legge, a prima firma della deputata del Partito Democratico Alessia Morani, è stato modificato anche con il contributo della Lega. Cambiano le regole sull'assegno di mantenimento dopo il divorzio. Verrà revocato anche in presenza di una stabile convivenza registrata o non. Un'altra novità riguarda l'introduzione di un assegno a tempo. Infatti, verrà assegnato nel caso in cui un coniuge versi in uno stato di ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni contingenti o superabili. Ed ancora, con un emendamento Lega in Commissione è stato eliminato il riferimento all'equilibrio economico tra i due coniugi. In pratica si dice addio al criterio del tenore di vita, più volte messo in discussione dai giudici ermellini, dando quindi una funzione assistenziale all'assegno. Svanito quindi il carattere compensativo dell'assegno, i nuovi criteri per l'attribuzione di tale assegno sono il patrimonio e il reddito netto di entrambi i coniugi durante il matrimonio, età e condizioni di salute di chi richiede il mantenimento, contributo fornito da ciascuno dei due alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, eventuale riduzione della capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, il contributo per figli minori, disabili o non indipendenti a livello economico, la mancanza di un'adeguata formazione professionale quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali. Questi ultimi tre criteri rappresentano delle novità rispetto alla legge attualmente in vigore, così come la sostituzione del concetto più generico di condizione dei coniugi con quello più specifico di condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio. Ora, in discussione generale, Forza Italia, e mi riferisco particolarmente a lei, collega Bartolozzi, per il suo tramite ovviamente, Presidenza, quando riferisce di stare non in un'aula, non in Parlamento, ma in un'aula di giustizia, ha parlato di Cassazione a iosa e principi a iosa. Vorrei ricordare alla collega Bartolozzi, sempre per il suo tramite, Presidente, che il nostro diritto si fonda sul diritto romano, quindi ha una storia
e per modificare al meglio ogni norma in essere è necessario far riferimento a quei principi cardine presenti nel nostro ordinamento. Questa si chiama democrazia. Inoltre devo smentire quando lei, sempre collega Bartolozzi, sempre per il suo tramite, Presidente, riferisce che non si può dire che oggi noi stiamo licenziando un testo che era inevitabile e che è assolutamente necessario portare all'attenzione del Parlamento, perché non è così ed è una bugia. Era una modifica invece necessaria a fronte della diatriba giurisprudenziale e dottrinale in essere attualmente. Sempre la collega di Forza Italia e sempre per il suo tramite, Presidente, quando ha detto in discussione generale che non ci sono criteri nuovi rispetto ai principi enunciati dalla Cassazione, se non uno solo, ossia l'assegno a termine. Questo non lo condivido, perché noi legislatori abbiamo indicato in questa proposta di legge una serie di criteri a cui il giudice deve attenersi ai fini del decidere. E ancora sempre per il suo tramite, Presidente, quando la collega Bartolozzi dice che la Cassazione a sezioni unite avrebbe detto che eliminare la distinzione tra criterio attributivo e quello quantificativo avrebbe comportato l'attribuzione al giudice ad una maggiore discrezionalità e quindi una maggiore adattabilità al caso concreto. Ora, con tutta l'immaginazione che possa aver avuto nel leggere e rileggere quella sentenza, nulla in tal senso ho visto scritto, ma questo non mi stupisce, Presidente, visto che da sempre, in molte occasioni, avvocati e magistrati, anche se in questo ambito sono legislatori, hanno una forma mentis diversa da cui partono. Io poi inviterei la collega Montaruli di Fratelli d'Italia, sempre per il suo tramite, Presidente, quando enuncia principi della Cassazione e in particolare l'ordinanza del 14 febbraio 2019, a non limitarsi a riportare la massima, che a volte, come in questo caso, è fuorviante, ma leggere attentamente il contenuto per esteso. Infatti, in quel passaggio cardine dell'ordinanza, che ha citato appunto in discussione generale la collega Montaruli, la Cassazione afferma che la Corte etnea, pur non facendo mistero di orientare l'asso del proprio deliberando sul criterio del tenore di vita goduto dal coniuge in costanza di matrimonio, ha tuttavia proceduto in questa direzione seguendo un percorso argomentativo che guarda con prudenza al criterio del tenore di vita e volutamente ne evita ogni forzatura, non a caso annotando che esso concorre e poi va bilanciato caso per caso con tutti gli altri criteri indicati nella norma. Quindi non è in alcun caso vero che la Cassazione in quel caso ha ripreso esclusivamente il principio del tenore di vita. La collega Montaruli poi, sempre in discussione generale, avrebbe riferito di aver depositato una serie di emendamenti sul punto o sulla richiesta di porre nero su bianco l'esclusione del tenore di vita. Beh, io non ho visto alcun emendamento depositato in tal senso. Così concludo, Presidente, annunciando il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier al provvedimento. Qui Parlamento. Avete ascoltato Potere al Popolo.